Aveva pubblicamente manifestato il desiderio di sacrificarsi in nome di Allah e della Moschea di Gerusalemme un 19enne tunisino residente nella Marca trevigiana sbarcato ieri pomeriggio alle 14:50 all'aeroporto Marco Polo di Venezia, provenienza Tunisi. È stato fermato dalla polizia di frontiera aerea e rimpatriato di lì a poche ore in base a un provvedimento emesso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per motivi di sicurezza dello Stato e pericolo terrorismo. Sul suo profilo Facebook postava commenti di aperta adesione alla Jihad, la guerra santa, lodava il martirio e i mujahideen morti in combattimento, pubblicava messaggi antisemiti. Era stata questa attività di proselitismo via web a dare il via alle indagini della Digos e dell'intelligence antiterrorismo che aveva portato lo scorso 25 gennaio il ministro Salvini a firmare a suo carico un provvedimento di allontanamento e il contestuale decreto di revoca della carta di soggiorno disposto dal questore di Treviso Vito Montaruli. Il 19enne si recava spesso a Tunisi, le sue idee e la sua vicinanza agli ambienti dell'estremismo islamico gli sono costati ieri lo stop e l'immediato viaggio di ritorno in patria. 39 da inizio anno le espulsioni e gli allontanamenti dal territorio italiano, 402 dal 2015, anno in cui, con le stragi di Parigi e la tragedia del Bataclan, il terrorismo islamico irruppe con violenza estrema anche in Europa.